È un clima di panico tra l'altro ingiustificato, fra le altre cose. Diciamo che il coronavirus è un problema che va gestito e va considerato, però al coronavirus non possiamo aggiungere altri problemi che possono portare alla chiusura delle attività economiche. Le categorie economiche del Veneto fanno squadra contro il coronavirus, partendo dai dati raccolti dai rispettivi osservatori, che raccontano una situazione di obiettiva difficoltà. Noi abbiamo 35.000 imprese che hanno un calo non solo di produzione, ma 25.000 di queste hanno anche un calo di ordinativi, per cui abbiamo un momento contingente dove 35.000 imprese denunciano di avere proprio una operatività in questo momento inferiore e 25.000 che prevedono un ulteriore calo perché stanno rallentando gli ordinativi o ci sono dei blocchi degli ordinativi già fatti. Le CNA di Veneto, Lombardia ed Emilia hanno dato vita ad una task force che ha espresso in maniera unitaria una serie precisa di richieste. Far slittare tutte quelle che sono le incombenze che hanno le aziende, per cui tutti i contributi e via che vanno spostati, ma anche sotto l'aspetto anche dei benefici sociali sui nostri lavoratori, ma anche quelle che sono il rispetto delle tasse e dei contributi che vanno a carico delle aziende tutti i giorni. Noi non abbiamo quel debito pubblico basso che ci permette come altri paesi di trovare delle risorse e allora abbiamo poche risorse e allora quelle poche risorse arrivano dall'Europa, da Bruxelles, la tanto vituperata Unione Europea, però rimane in realtà quello che è la nostra possibile salvezza e ci sono fondi importanti, fondi strutturali. La richiesta è quindi che venga accelerato l'utilizzo dei fondi strutturali gestiti dalla Regione, indirizzandoli ai settori in maggiore sofferenza. Noi vogliamo tornare alla normalità, questo è il nostro principio, quindi attenzione a quello che può essere la contaminazione, però soprattutto noi dobbiamo ritornare alla vita normale.